Sono appena scattate le 7:32, buongiorno a tutti voi, inizia un'altra puntata di Buongiorno Regione, quella di giovedì 1 marzo, continua la campagna sociale della TGR dedicata a giovani e digitali. Oggi andremo a vedere dei volontari che si impegnano per insegnare il codice, cioè la programmazione ai più piccoli, la programmazione informatica. Noi ora ci occupiamo della nostra campagna sociale dedicata a giovani e digitali, siamo andati in una scuola di Palmanova dove alcuni volontari insegnano la programmazione ai più piccoli con l'aiuto di un particolare programma, il servizio di Andrea Rinaldi. L'informatica fa parte in modo sempre più evidente della nostra vita quotidiana. Chi non sa usare un personal computer o uno smartphone rischia di venire escluso dalle attività. E alle nuove generazioni è fondamentale far conoscere le tecnologie digitali con incontri e corsi. A Palmanova, nella scuola secondaria di primo grado Zorutti, un gruppo di volontari concede parte del proprio tempo libero ad educare i giovani scolari anche alla realizzazione di un programma informatico, come ad esempio la progettazione di un semplice videogioco. La finalità di questi corsi è insegnare ai ragazzi come funziona la tecnologia che usano normalmente, quotidianamente, partendo proprio dal funzionamento della stessa. Quindi insegniamo loro un po' di logica computazionale e un po' di logica di programmazione, usando un linguaggio molto semplice sviluppato dal MIT di Boston, che si chiama Scratch, che è stato sviluppato apposta per la didattica. Scopo finale è quello di trasformare i ragazzi da fruitori passivi delle tecnologie a fruitori attivi, creativi e consapevoli degli strumenti utilizzati, coinvolgendoli attraverso il gioco e l'entusiasmo. Ho imparato come programmare un gioco, che non è una cosa facile perché devi cercare di mettere tutte le istruzioni, anche con le cose più banali. È difficile programmare un gioco che giocare. Beh, certo, perché ci sono molti passaggi anche che sono molto difficili e bisogna anche saper programmare. Ma come si fa a costruire un videogioco? Devi prima scegliere i costumi, come si deve muovere il personaggio e che cosa deve prendere, deve fare punti e un po' queste cose qua. Una palestra per i giovani programmatori all'interno dell'orario scolastico, dove gli insegnanti usufruiscono anche delle conoscenze digitali dei loro allievi per le attività didattiche. Noi ci facciamo aiutare spesso per tante cose, per scaricare programmi, per utilizzare YouTube. Loro sono molto attenti, molto veloci. Noi ora ci colleghiamo con i nostri studi di Udine, dove abbiamo un ospite, si tratta di Matteo Troia, di lavoro data scientist, ma uno dei volontari che insegnano il codice ai ragazzi. Buongiorno Troia. Buongiorno a voi. Allora, per prima cosa ci spieghi bene voi che cosa fate, che cosa insegnate ai ragazzi e dove lavorate? Dunque, noi rappresentiamo Coder Dojo Friuli Venezia Giulia. Coder Dojo è un movimento di volontari internazionale che è nato nel 2011 in Irlanda, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi e le ragazze all'informatica e alla programmazione informatica. Negli anni si è diffuso un po' in tutto il mondo, è arrivato anche in Italia e da qualche anno io assieme ad altre persone volontarie ci siamo impegnati a dedicare qualche sabato pomeriggio a questa iniziativa, per cui da qualche anno esiste anche un polo, diciamo, friulano che si propone appunto di organizzare questi laboratori informatici per tutti i bambini e le bambine della regione. Quanti laboratori avete già organizzato e dove siete attivi in regione? Negli ultimi anni abbiamo girato parecchio la nostra regione, da Trieste a Palmanova, a Pordenone, abbiamo attraversato tantissimi comuni del Friuli e ci siamo, diciamo, concentrati soprattutto sui sabati pomeriggi, quindi in orario extrascolastico, e abbiamo incontrato sicuramente migliaia e migliaia di bambini e bambine del nostro territorio. Dojo è una parola che ricorda più le arti marziali che il computer. Perché si parla di Coder Dojo? Sì, dunque, Coder Dojo è una parola un po' strana perché è l'unione in realtà di due parole. Una è la parola coder, che significa programmatore, colui che scrive il codice. Dojo invece, che ha origine giapponese, è la palestra, la tradizionale palestra delle arti marziali. Quindi Coder Dojo vuole essere un po' una palestra dove educhiamo, insegniamo, alleniamo i ragazzi
a programmare, a scrivere codice e a diventare abili, diciamo, con l'informatica. Che cosa significa nel concreto scrivere codice? È qualcosa di diverso da usare un normale programma? Perché è importante secondo voi insegnare questo tipo di ragionamento ai bambini? Ma io partirei da un dato che mi ha particolarmente colpito e che ho letto un po' di tempo fa. Il dato è questo: il 65% dei bambini che oggi cominciano la scuola farà un lavoro, quando avrà ovviamente l'età per lavorare, che ancora non esiste, di cui ancora non conosciamo bene le modalità. E questo dato è contenuto all'interno di un report molto interessante che si intitola appunto Il futuro del lavoro del World Economic Forum. Noi abbiamo quindi il compito di educare questi ragazzi, queste nuove generazioni, a un mondo che sta cambiando e a un mondo che offrirà delle opportunità di lavoro per questi ragazzi del tutto nuove. Quindi insegnare a programmare non significa trasformare questi ragazzi in informatici, non necessariamente, ma significa trasmettere loro un modo di pensare, un modo di ragionare sui problemi, un modo di scomporre i problemi e di ragionare con il cosiddetto pensiero computazionale, con il cosiddetto pensiero algoritmico, che permette di identificare delle soluzioni anche non convenzionali ai problemi, risolverli in maniera innovativa e creativa. Il programma che voi utilizzate, lo abbiamo sentito, è stato sviluppato all'MIT di Boston, cioè una delle università più avanzate per la ricerca informatica del mondo, forse la più prestigiosa. In che cosa differisce dal programma che potrebbe usare un programmatore professionista? Il programma di cui stiamo parlando si chiama Scratch, è un programma gratuito, appunto sviluppato dal Media Lab, un laboratorio dell'MIT di Boston, capeggiato da Resnick, che è il capo, diciamo, di questo laboratorio, ed è un software che insegna la programmazione informatica in maniera facile, in maniera intuitiva, colorata, simpatica. È costituito da blocchi che vanno incastrati l'uno sull'altro come dei pezzi di puzzle, e quindi i bambini che lo utilizzano si divertono, e mentre si divertono, mentre costruiscono il loro algoritmo, perché di fatto costruiscono algoritmi, imparano i rudimenti della programmazione informatica vera e propria. Dal vostro punto di vista l'importanza di cui parlava di saper maneggiare questi temi, qual è la situazione dell'alfabetizzazione informatica dei ragazzi? Avete una risposta positiva? Allora, sebbene non esistano ancora, a dire il vero, degli studi precisi su quanto le nuove tecnologie aiutano o non aiutano l'apprendimento dei ragazzi, anche se so che ci stanno lavorando anche delle università italiane, quello che riscontriamo noi, la nostra impressione, è che quelli che chiamiamo nativi digitali hanno una grande facilità d'utilizzo di questi strumenti, ma è una facilità il più delle volte passiva. Subiscono la tecnologia perché se la trovano a un passo e perché si trovano immersi in questo mondo tecnologico. Il nostro obiettivo con Coder Dojo è contribuire, almeno in piccola percentuale, a trasformare questi ragazzi da utenti passivi a utenti attivi, che vuol dire ragazzi e ragazze che creano con la tecnologia, che la usano a loro favore, che riescono a costruire qualcosa di nuovo, e con i Coder Dojo proviamo a farli costruire intanto dei giochi, delle piccole applicazioni. Io allora ringrazio molto Matteo Troia per essere stato con noi. Grazie a voi. Chi volesse organizzare un dojo può trovarvi su Facebook, la pagina è Coder Dojo FVG.